in macchina che dopo la prendiamo per andare a pranzo. Ciao ragazzi, ben ritrovati e eccoci qua a una nuova escursione, questa volta in solitaria. Oggi mi trovo in un luogo dove sono stato molteplici volte ormai, Rifugio Larici. Niente, questo qua sarà il campo base per la mia escursione odierna che arriverà fino a Bocchetta Larici, poi invece girerà a destra per Cima Larici, girerà a sinistra verso Porta Manazzo e insomma mi condurrà fino a Cima Mandrioli, 2049 metri di montagna, e oggi ultima chance prima della neve e tutto, quindi andiamo. Prima lampa subito performante per cominciare a scaldare i muscoli per bene. Prima lampa fatta, è stata abbastanza severa questa volta. Madonna. Oggi sono 380 i metri di dislivello da rifugio 390, dal 1658 circa, metro più metro meno, a 2049. Bellissimi i larici in questo periodo ragazzi, appena in tempo perché tra poco avrebbero perso tutti gli aghi, li ho visti penso proprio in extremis. Fino a Bocchetta Larici non filmerò tanto ragazzi, perché comunque ci sono già due video in cui uno ve lo linkerò sopra, quindi non ha senso rifilmare ancora una volta le stesse scene, diciamo. Ecco bene ragazzi, questo non me l'aspettavo, trovare neve già a questa quota. Eccoci qua ragazzi, siamo al bivio, allora 1876, io adesso devo andare a sinistra verso Cima Laste, Porta Manazzo. Comunque ragazzi, da qua in poi è proprio una prima volta assoluta, però lo meriti come percorso. Qui davanti a me c'è Cima Larici, inizialmente innevata. Ho finalmente una parvenza di sole. Oh, modalità lucertola attivata.
Ho idea che la mia meta sia quella che si nasconde tra le nubi. Grazie di tempo oggi ragazzi, siamo proprio alla vigilia del peggioramento di stasera e immaginavo che oggi non ci sarebbe stata molta visibilità in montagna. Ecco ragazzi, è arrivato a Porta Manazzo, ho appena parlato con un signore, siamo un po' confrontati sul giro fatto e sul proseguio e adesso la mia meta è la bellezza di 50 minuti. Bene, mi metto in cammino perché un'oretta andare, altrettanto tornare, diciamo un'ora e mezza tornerò qua. E però questo tempo qua ogni minuto rischia di essere quello buono per iniziare a piovere. Dopo ragazzi vi spoilerò già che tornerò per la strada asfaltata perché non penso sia il giorno migliore per rifare un'altra volta tutta la strada nel bosco di prima. Larici, portole. Stazione Porta un po' ostica. Porca miseria. E su. Parete praticamente verticale. Vai ragazzi, tutta bella impervia per salire, così mi piace. Bel passaggio tra le rocce. Vediamo se riusciamo a trovare la quadra. In maniera un po' goffa. Mamma ragazzi. Che meraviglia. Ragazzi, guardate i larici sotto lì, che meraviglia. Lì giù dove non è ancora così freddo come qua in cima. Hanno ancora gli aghi, guardate man mano che ci si sposta verso l'alto. Come la colorazione va a scemare. Fino ai larici qui a 1900 che non hanno aghi. Ah, comunque non per fare la persona affetta dalle mentite, però sono contento perché è calato il vento e
Il vento, ragazzi, prima faceva un effetto wind chill, ossia sensazione di raffreddamento da vento, che era abbastanza importante prima lì a Porta Manasso. Qua non si muove una foglia. Stiamo arrivando in cima, ragazzi. Ecco qua, ragazzi, ci sono sotto. Mancheranno una decina di minuti. Ok, ci siamo quasi. C'è la croce. Adesso no, ragazzi, ormai non si vede praticamente più nulla. Eccomi qua, ragazzi, sono arrivato nella mitica croce. Adesso mi fermo 2 secondi giusto per uno spuntino, bevo una cosa, poi forse vado. No, non si gira. Poi forse vado qua dietro, che è ancora un po' più alto. Anzi, ragazzi, prima di tutto salgo lì così mi tolgo subito questa curiosità e mi fermo dopo per la pausa viveri. Oh, fermi tutti, ragazzi, c'è una minima pausa dalle nubi basse, un'attenuazione più che altro. Si intravede l'ago di Caldonazzo. Ecco, ragazzi, mentre sono nel punto più alto del mio percorso, cosa succede? C'è il momento più brutto, meteorologicamente parlando, di tutta l'escursione. Bene, ragazzi, adesso mi abbarbico ai piedi della croce, mangio il panino, bevo un attimo, mi godo il panorama e dopo riparto, ecco. Qui, ragazzi, se si sbaglia un passo è un attimo, cioè non c'è possibilità di rivincita, quindi attenzione perché il sentiero qui è veramente rischioso. Bene, ragazzi, qui abbiamo il mio panino prosciutto maionese, molto easy e rapido, ma in montagna ci sta da Dio. Adesso mi sono messo un po' più riparato, vediamo se riesco a inquadrare. Non proprio. Vabbè. Sembra la croce qua sopra, mi sono messo un po' più in basso, dietro, mi sono nascosto dietro i pini. Bene, ragazzi, pausa fatta e adesso riparto di gran carriera perché qui il tempo va veramente volge al peggio. Per ora non piove, non nevica, però mi metto in cammino, sono già le 15 e qui il sole va giù
abbastanza rapidamente in questo periodo. Qui ragazzi sono ai piedi di Cima Mandriolo, guardate che landa desolatissima. Guarda ragazzi, oggi si fa un baffo Silent Hill. E adesso ragazzi qui sto andando un po' a sentimento perché poco di prima c'era un bivio. Sto facendo una strada totalmente diversa dall'andata, come avevo detto, dopo un tempo inadatto per andare a boschi di sta nebbia, e c'era un bivio, una strada andava in direzione sud-ovest e appunto a sentimento ho scelto questa che corre verso est, quindi dovrei arrivare comunque, anche se non c'è cartellonistica zero qui. Intanto ragazzi non ho filmato più niente perché comunque tutto in mezzo alla nebbia, tutte zone, ripeto, a sentimento proprio in base alla direzione dell'orientamento. Adesso ho appena tirato fuori il telefono, ho visto in diretta anche io questa cosa, adesso vi mostro dove sono arrivato quasi per caso. Da non credere ragazzi, ci avrò messo metà del tempo rispetto alle andate. No, sì, va là, meno di metà tempo. Sono già arrivato. Allora brevemente, finché mi inerpico in questi due tornanti per arrivare lì nel parcheggio del rifugio Larici, tiro un attimo le somme di questa escursione. Beh, era partita tutto sommato bene, stamattina c'era una bella visibilità, tutto sommato mi sarei accontentato. Poi poco prima di arrivare su a Mandriolo, niente, si è iniziata a innalzare la nebbia e non c'è stato verso di fare una panoramica, una foto decente, nulla, zero di zero. Ragazzi, io il mio obiettivo l'ho raggiunto, mi dispiace per aver perso dei panorami magnifici, andrà meglio la prossima volta. Ecco, io vi saluto, anzi, manca ancora una cosa, un attimo. Andiamo ad aprire la belva. Inizio a svestirmi, scompormi. Bene ragazzi, da qui io ho fatto tutto, adesso posso anche salutarvi e volevo mostrarvi questa qua è la salita che ho percorso stamattina, paesaggio uguale, identico proprio. E niente, sono le 16 giuste spaccate al minuto. E ragazzi io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento e al prossimo giro.